E oggi siamo nel cuore della Sicilia per raccontarvi la storia di questo territorio, ma anche la storia imprenditoriale delle attività che si tramandano da generazione in generazione. Siamo in compagnia di Alessandro Cipolla che gestisce questa attività. Qua siamo nella contrada Mulinello e il Mulinello è il nome della vostra azienda. Sì, Mulinello prende il nome più che altro dallo svincolo autostradale che è presente qui a 500 metri dall'azienda e abbiamo voluto identificare fortemente diciamo, la zona chiamando appunto anche azienda agricola Mulinello la nostra azienda. Un'azienda che si tramanda da generazione in generazione, tutto ha avuto inizio quando? Allora, l'azienda nasce con mio nonno come allevamento, quindi allevamento suinicolo. Poi diciamo la trasformazione vera e propria si ha negli anni 70 con mio padre, nel 76, quindi l'azienda inizia a crescere ma sempre come allevamento suinicolo, mentre a fine anni 90, a cavallo con il 2000, abbiamo chiuso la filiera, quindi con la realizzazione di un macello e di un salumificio. Quindi realmente l'azienda è poi sul mercato con i propri prodotti da 25 anni a questa parte. Quindi qui portate avanti tutta la filiera. Sì, infatti questa è una filiera suinicola a tutti gli effetti. Noi partiamo dall'estrazione del seme per arrivare al prodotto finito, quindi copriamo tutte le fasi della filiera. Tra poco ci mostrerai come si svolge l'attività qui dentro. Sì, mi farò vedere diciamo, la parte finale che è appunto il nostro salumificio di realizzazione anche abbastanza recente, parliamo di un impianto che è attivo da 3 anni. Che ci ha consentito appunto di poter allargare un po' anche il nostro portafoglio prodotti e la capacità produttiva. Seguiteci amici, continua questo viaggio qui ad Assoro, perché qui ci troviamo proprio nel comune. Siamo proprio ai piedi di Assoro, siamo a valle di Assoro. Una città che offre tanto perché ha tanta storia ma tanti anche imprenditori, tra questi imprenditori giovani così come te. Sì, no, è un paese abbastanza virtuoso sotto questo punto di vista, devo dire che ha una bella storia di aziende e di attività presenti appunto nel territorio. Alessandro, stiamo per entrare adesso dove si produce tutto? Sì, ora fra un po' entreremo in produzione appunto nel cuore dell'azienda dove avvengono un po' tutte le lavorazioni, quindi dall'insacco dei nostri salumi alle stagionature fino al prodotto finito. Tu sei giovanissimo, da quanti anni ti occupi dell'azienda? Insomma, giovanissimo, sono in azienda da 15 anni oramai, quindi è un'azienda di famiglia a tutti gli effetti, quindi siamo nel pieno di un passaggio generazionale. Allora noi adesso entriamo, naturalmente dobbiamo avere un abbigliamento adatto. Sì, ciò l'impone, è giusto così, essere, diciamo, avere dei camici, diciamo, vestirci per essere, diciamo, per entrare in produzione, quindi serve l'abbigliamento adatto. E in questo viaggio all'interno di questa azienda storica del territorio ci accompagna la consigliera comunale Concetta Muratore. Tra poco anche lei entrerà per la prima volta all'interno del laboratorio. Sì, grazie a questa opportunità anche io entrerò per la prima volta nella nostra azienda locale, si trova nel nostro territorio di Assoro, l'azienda Mulinello, seppur conosco benissimo i loro prodotti che sono di eccellenza. È una soddisfazione avere aziende di questo livello qui sul territorio di Assoro? Sì, molto. Difatti abbiamo proprio voluto che loro fossero all'interno proprio della nostra pubblicità territoriale, sia del nostro paese ma anche delle eccellenze locali, perché poi alla fine sono quelli che ti danno una pubblicità del nostro paese maggiore. Abbiamo visto che è un territorio molto attivo a livello imprenditoriale. Sì, abbiamo diverse aziende che investono nel nostro territorio, seppur noi ci troviamo in una zona di area interna e quindi queste aziende per noi sono importanti anche da sostenere su tutti i punti di vista. Noi siamo pronti per entrare, basta indossare solo la cuffietta. Manca solo la cuffietta e facciamo un giro in produzione. Seguiteci allora in questa puntata dedicata ad Assoro. Allora, siamo appunto all'interno del nostro salumificio, adesso faremo un giro insieme. Come prima cosa vi porterò nella sala in sacco, quindi nel cuore della produzione. Questa è diciamo, la sala in sacco, quindi è un po' il cuore della produzione dove tutto nasce e qui appunto avvengono le prime fasi, quindi la fase dell'insacco sia dei salumi che delle salsicce, quindi tutto ciò che c'è a monte diciamo, della produzione.
Quindi come avviene il tutto? Qui arriva la carne? Sì, appunto in questo ambiente dove ci troviamo, praticamente nella parte opposta abbiamo delle celle frigorifere, che possono ricevere sia carne fresca che carne congelata, quindi diciamo separiamo a monte un po' le due tipologie di carni e poi qua dentro appunto avviene proprio la fase della macinatura, della tritatura della carne e infine la fase dell'insacco vero e proprio, quindi tutto parte da qui dentro. Qui vediamo anche la salsiccia già pronta. Oggi appunto è un giorno in cui si sta facendo un sacco di salsiccia, facciamo diverse tipologie di salsiccia anche aromatizzate, budello naturale, budello grosso e oggi appunto stiamo assistendo a questa lavorazione. E adesso dove andremo? Ora vi porto nella sala cotti, appunto è l'ambiente dove abbiamo dei forni, dove avvengono le cotture, quindi dove vengono fatto prosciutto cotto, mortadella, rollè cotti, quindi diciamo la parte più dedicata alle cotture appunto dei nostri salumi. E siamo in compagnia di Giuseppe Fornarotto, lei è responsabile di produzione. Sì, sono Giuseppe Fornarotto, sono il responsabile di produzione dell'azienda Mulinello, dove praticamente ci sono nato in questa azienda, solo 30 anni che lavoro in questa azienda, ne sono assolutamente orgoglioso. Qua cerchiamo di valorizzare quelli che sono i nostri prodotti. Oggi in questo momento ci troviamo all'interno della sala cotti, come potete vedere stiamo producendo le nostre porchette, è un prodotto che è assolutamente gradito dalla nostra clientela, quindi all'interno di questa sala facciamo tutto quello che riguarda i cotti, facciamo la nostra mortadella, facciamo i nostri prosciutti cotti con cui deliziamo i palati dei nostri clienti. Proprio dietro le sue spalle si sta lavorando, ecco, Sì. stanno realizzando quindi la porchetta. È un lavoro molto artigianale, come potete vedere, perché è una legatura che viene fatta a mano. Quindi le porchette sono già state condite, adesso vengono legate manualmente come potete vedere, quindi è un lavoro assolutamente artigianale e poi verranno cotte nei nostri forni. Questi sono i nostri forni, lì verranno cotti e poi verranno destinati alla nostra clientela. Quindi qua cerchiamo di fare tutto assolutamente in maniera artigianale. Questo è il concetto che vogliamo far passare alla nostra clientela, perché in un mercato che oggi assolutamente è globalizzato, l'artigianalità è quasi scomparsa, invece noi cerchiamo di mantenerla sempre. Cosa mettete dentro questa porchetta per renderla speciale? Sono tutte spezie che fanno riferimento alla nostra tradizione siciliana, quindi c'è rosmarino, c'è salvia, questo è un prodotto veramente artigianale. Direttore, questo è il risultato finale dopo la cottura? Sì, questo è il risultato della post cottura, quindi già il prodotto è pronto e già verrà avvolto in una carta e poi messo in sottovuoto e destinato direttamente alla nostra clientela. Che tipo di distribuzione ha? Questa ha una distribuzione che riguarda sia la grande distribuzione che la ristorazione, anche le piccole attività artigianali, quindi salumerie che lo acquistano da noi direttamente. Quanto tempo si conserva poi così la porchetta? Ha una conservazione di circa 90 giorni. E questa è la parte finale della produzione? Sì, qua siamo proprio a valle, nel senso che il prodotto è già stato lavato, è stato tagliato, è stato messo sotto vuoto e l'operatore finale, appunto la nostra Elena, li ha confezionati e ora in questo momento li sta etichettando e imballando. Quindi il prodotto poi una volta imballato viene posto di nuovo in cella in attesa di essere poi evaso. Questo l'abbiamo visto in cella, adesso poi viene tagliato. Esatto, in pratica il prodotto che avete visto in cella era appunto questo, ora il prodotto è stato appunto già prima tagliato, è stato messo sotto vuoto, è stato messo l'astuccio, appunto il nostro packaging e ora in questo momento il nostro operatore li sta etichettando per poi metterli appunto, confezionarli nei nostri scatole. Qual è il tuo sogno per il futuro? Ecco, veder crescere sempre di più queste realtà? Beh, ci proviamo, sì, sicuramente sogno, obiettivo è quello di poter espanderci quanto più possibile con i nostri prodotti, con le nostre tipicità, andare
diciamo, in più territori possibili sicuramente. Intanto la vostra realtà garantisce un'occupazione di tante persone, più tanti giovani che lavorano qui dentro in questa azienda. Sì, in azienda oggi siamo all'incirca 40 unità, un po' distribuite nei vari settori. E tanti sono dei ragazzi giovani appunto del territorio che appunto abbiamo coinvolto in questa nostra attività e che ci danno una mano e lavorano qui. Quali sono le impressioni di questo viaggio all'interno di una delle tante aziende di Assoro? Ho provato una bella emozione perché è una bella realtà, è una bella realtà produttiva. Cibo di qualità, salumi di qualità e anche vedere diversi dipendenti qui all'interno significa dare produttività non solo alimentare ma anche economica per il nostro territorio. È una terra ricca di storie e tradizioni. Noi siamo venuti qui per la Settimana Santa perché qui la Settimana Santa è molto sentita. Sì, la nostra Settimana Santa è molto sentita, soprattutto il Venerdì Santo, è ricco di tradizione e comunque anche di passione proprio per questa settimana. Però è anche vero che all'interno di questa Settimana Santa abbiamo voluto far conoscere quello che è il nostro territorio, sia da un punto di vista tradizione della Settimana Santa e sia da un punto di vista di aziende e cibo di qualità che abbiamo nel nostro entroterra. Direttore, noi la salutiamo ma speriamo di tornare presto per vedere nel dettaglio anche altre attività che vengono portate avanti all'interno di questa azienda. Intanto vi ringraziamo e siete benvenuti. Per noi è veramente un orgoglio far vedere quello che produciamo e quello che rappresenta questa azienda per il territorio. Come diceva la proprietà poco fa, siamo nell'entroterra, non è facile trovare determinate realtà e sicuramente per noi è motivo di orgoglio e sarete sicuramente i benvenuti. Il nostro viaggio termina qui ma ci diamo appuntamento magari presto perché qui portate avanti tantissime produzioni, quindi cerchiamo di valorizzare la Sicilia, valorizzare l'entroterra siciliano che è ricco di aziende che puntano sulla qualità. Questo è il segreto del successo forse. Sì, diciamo che noi abbiamo fatto della qualità un nostro principio, quindi sarete benvenuti se in futuro ci sarà un'altra occasione di incontro. Ci mettiamo del nostro meglio sicuramente.